Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Venerdì 20 maggio è tutto pronto per l'anticipo della 41esima giornata di Serie B-Win, dove al Castellani si affrontano Empoli e Torino. Entrambe le formazioni auspicano un posto nei playoff e al momento la sesta piazza è occupata proprio dalla squadra di Lerda, a quota 57 punti in classifica. Inseguono gli uomini di Aglietti a -2 lunghezze e questa sfida a questo punto si rivela quindi parecchio decisiva, tanto che il Castellani è allestito a festa per supportare la squadra dell'Empoli, ma sono anche tanti i tifosi granata e partono proprio forte i giocatori di Lerda con il tocco dentro di Antenucci. Sul filo del fuorigioco trova Junco che con un destro non decisissimo riesce comunque a insaccare per l'1-0 Granata. Sono passati solo 3 minuti di gioco, rivediamo l'inserimento da dietro di Junco, perfetto nella scelta di tempo, un po' meno nel tocco di destro che comunque è decisivo e vale l'1-0 per il Toro dopo appena 3 minuti di gioco. Come detto, si fa subito in salita la gara per l'Empoli, grande esultanza per gli uomini di Lerda. Palla dentro di Musacci, il colpo di testa di Coralli, forse spinto ma si rammarica il numero 9 dell'Empoli che non trova il pallone per insaccare alle spalle di Rubigno. Ancora Empoli in avanti, il tocco al centro di Marzorati, sul secondo palo arriva Fabbrini che di destro scarica un missile sul quale Rubigno interviene davvero in maniera miracolosa. Rivediamo ancora palla che era destinata sotto la traversa, Musacci dal fondo, arriva il colpo di testa di Gorzegno, fuori di poco questa volta. Rubigno sembrava battuto, ma in questo momento l'Empoli si fa davvero arrembante. Ancora la palla per Fabbrini, Coralli apre sulla destra, Marzorati, il suo tiro cross, vola Rubigno, non la tocca nessuno. Sempre 1-0 Torino, se la prende un po' Marzorati con i suoi che non ci hanno creduto. Ancora Empoli nel finale, il sinistro di Gorzegno, Rubigno provvidenziale anche in questa occasione. Comincia la ripresa della squadra di Aglietti che vuole stringere i tempi per cercare il pareggio contro il Torino. Terzo minuto di gioco, angolo per l'Empoli, allontana Antenucci di testa, arriva a rimorchio Malvifiori ed è l'1-1, un gol strepitoso di Mirko Valdifiori che con un destro preciso e potente sigla il pareggio per l'Empoli. Grande coordinazione da parte del numero 6 dell'Empoli, rivediamo il suo destro di collo pieno, si infila alle spalle di Rubigno che nell'occasione davvero non può nulla, non ci sta il Toro però, il colpo di testa centrale di Zavagno e Musacci salva sulla linea, sembrava battuto Pelagotti, vicino al vantaggio il Toro, ci prova però anche l'Empoli con i numeri da parte di Fabbrini, palla dentro per Michelizza, il suo sinistro si distende Rubigno e Nardini non arriva per il tap-in che poteva valere il 2-1 per l'Empoli, si dispera Nardini. Ancora Empoli però in avanti con Fabbrini, il tentativo di numero, poi il destro dalla distanza di Lazzari, si accartoccia Rubigno sul pallone e questa volta non viene beffato sullo stesso palo dove ha subito il gol. Ancora Toro, il colpo di testa di Di Cesare, questa volta para Pelagotti che si trova nel posto giusto al momento giusto. Il lancio in avanti ancora da parte dell'Empoli, molti cambi di fronte. Ancora Fabbrini, il suo destro, in qualche modo Rubigno, rischiando anche un po' perché c'era Nardini in agguato e Ogbonna che spazza. C'è il tentativo ancora di Sgrigna, manca un minuto al termine, Sgrigna e Pelagotti salva il risultato, salva l'Empoli e tra Empoli e Torino termina 1-1, un pareggio che dà un punto ai Granata, in questo momento ancora al sesto posto, in questo momento ancora ai playoff, ma è ancora tutto da vedere, manca ancora una giornata.